Date in favore, ecco là, dai, capi tutti, via. Sì, noi lo stiamo strumentalizzando. Non c'ha vergogna di niente quella là. Dai, più avanti. Dai, avanti. Larga qua. Spero che non sia elettrico, perché se l'elettrico... Sì, sì, no, ma che noi altri siamo già se già dal centro che siamo già Se avete qualche interesse? Sì, sì, no, no, beh, ma scherzo. Tenere forti che altrimenti non mi vedete. Magari di approfittare come ho detto ieri, se a me mi danno soldi un giorno, due, non lo so, 9, un mese, Entro un mese. sono motivati ad andare a casa, ma mi fai spiegare, Può essere che se fa la bancarotta pubblica, la banca, Ma dalla parte di ma nelle Marche in particolare sicuramente Comunque siamo già para messo via skate. bravo Dino, se non ci fosse Dino qua, porco cazzo. Ma se farà vedere Don Torta, sì? Sì, sì, rivengono per me. Non dice anche se va, come è brutta cosa. Che mi tiene lì? Tutti no, in realtà tu no, io non so come si fa a ragionare. Quello riguarda Vabbè, le robe da vergognarsi, le robe da vergognarsi, no, è da vergognarsi. Io Ma che tristezza, Signor benedetto da Padova, proprio non ne niente. Il sindaco da Resana, l'ex sindaco da Resana. Ecco l'unico che ha dato le spirito. Il sindaco è ciao caro. Aspetta, Se la casa forse te. Strumentalizziamo anche i neonati. Certo. E beh, ma che vada mezzo anche ore. Pensa all'euro occupato adesso vi regnerà. La fa subito l'articolo Gli viene un insulto cerebrale, lei che l'insulto l'ha fatta al cerebro. l'altro giorno adesso proprio che iscriviamo. No, strumentalizzato. Adesso che iscriviamo questo straniero qua. Vorrei far bene Satudino. Che se dopo viene male mi acciappi così. Facciamo un fotoritocco. Sì. Ma dopo lo mette a posto a casa sul computer. Mai consigli Vabbè, cerchio quello che mi aspetta. Ci sono novità interessanti? Ci danno indietro qualcosa? Oh. Bisogna diventare liquidi e dopo vado dentro, perché qua di tutte le banche. Ciao. Forse ce l'ho anch'io. L'altro giorno mi diceva, capito? Volevo... C'è anche l'audio, Dino. Sì, Dov'è la politica? La San Paolo, non c'è Tarca. La San lo so, Paolo. lo so, appunto che glielo chiedo. A Montebelluna c'è il... come si chiama? Quella lì... c'è gli anni. A morte i ladri. I banchieri devono essere bruciati sul rogo come nel Medioevo. Cosa si può dire qua?
Va bene, sorridere o piangere? Com'è? Incassata, no? Qual è la migliore qua? Perché per piangere poi anche bagnarsi fuori No, vale la pena piangere per... Ciao capo. Sì, come Leon. Gabia. Ilaria. 6 minuti. Ragione. Sì. Ciao. L'azionista più giovane. L'azionista più giovane. E si allarga anche il tempo della prescrizione? Le revocatorie? Ma perché era 31? Oggi lo trovo. Perché devo fare questo? Lasciami a casa che non è neanche grandicello per capire. No, capisce. Ma perché Perché deve entrare nel sangue l'ingiustizia, deve lottare per un mondo migliore. Perché deve sacrificare la piccolina? No, non si sacrifica. Lei è il calduccio, non preoccuparti. Guarda che è venuta con me a tante battaglie lei, Tante. Chissà come puoi diventare una Giovanna d'Arco. Magari che non una, come si chiama, ma una rivoluzionaria, per un mondo più giusto. per un mondo giusto. Sì. Come stai? Sei diventato famoso. Sono partito da casa. Sicuramente no. Io te la porto, quanti setti di più meglio è. E se un giorno, non lo so, fra un giorno, fra un mese o fra 2 anni, probabilmente a me tento di darmi prima, che mi ha detto l'altro ieri sera il responsabile di sicurezza, non era nessuno qua. Dopo sono state chiuse le porte, lui è uscito di dietro, io mi andavo dietro ai cassonetti per buttare il sacchetto con urina, i pannoloni. È venuto qua, controllato, dice, puoi andare tranquillo a casa signore, anche in vacanza, che da parte mia. Dico anche tu vai a casa, che non ti danno niente. Come si chiama? È la mia scelta che rimango qua, non mi ha messo nessuno. Non ti danno niente, vai a casa. Mi ha parlato, come si chiama, onestamente, non come a mezzogiorno come ha rotto i panoloni che erano attaccati. Ieri ha detto che comincia a diventarmi simpatico se parliamo di più che come... Dice vai a casa che non ti danno niente. Parlando così dico rimango qua. Vai a casa così un po'. Dice che se sono ancora 3-4 come te qua ci soffochiamo che anche a me mi rompono le palle i superiori. Di qualcosa che potete trarre imparare qualcosa di quella che
che mi ha detto lui anche. Scusa Dino che mi fa una foto con... Io sono qua sul condominio dei Frosi, 2 o 3 posti mi porta via, mi danno i soldi. Multa, sanzioni? Ma non fregati, qualcuno lo muove. Hanno impoverito il territorio. Hanno rapinato. È morto mio marito, per caso mio marito è morto dalla rabbia, dalla rabbia. Questo è stato. Questo è stato il cane. Mi fa una signora. Poi abbiamo il Presidente della Repubblica che definisce queste. Guarda qua. Signora, mi tenga sto bastone che gli dà un bel bastone. Se sapevo facevo la barba. No! Mi faccio auguri, ho sentito che era stato il suo compleanno. Tanti auguri. Don Torta. Per l'anima spirituale. La giustizia significa tanto, è una giustizia solo una giustizia serena, questa è quella terrena. Ma gli uomini dovrebbero farla qui sulla terra. Questa giustizia sulla terra, se sono un giudice, se il signore è ricco e lei è povero, la mia bacchetta della giustizia può essere tentata a essere piegata verso loro e dà di meno ragione a un povero o un come me. La giustizia terrena non lo vedo tanto bene. E certe volte quella terrena è a servizio dei poteri. Ho letto quelle prime parole che per il giornale. Grazie mille per ho sentito da lei parlare. Non ho mai avuto occasione neanche un minimo più tanto da casa lontano così per andare a Roma alle manifestazioni o a Treviso. Invece non ce la fai neanche. Io dico destra, sinistra, Capisce? È poco che si vede delle innovazioni. Comunque ti seguirò veramente per quello che possano imparare i politici se deve dare uno dovere schiaffo a cercare di non di salvare le banche che sono solo una struttura per le persone. La Costituzione nostra, come la tua, dove sei? Romania. Dicono che lo Stato difende i risparmi dei cittadini. Io ho imparato qualche articolo della Costituzione in occasione di questa situazione. Il primo articolo della Costituzione italiana dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Loro non sanno cosa è quella lavoro, Loro sanno solo maneggiare strumenti, non sanno cosa è che lavoro. moltiplica il denaro, lasciano lavorare gli altri. Loro non sanno cosa è lavoro. Caro, mamma mia, altro caduto. Cosa ti sei fatto? Ho buttato moglie da letto. Sei sposata? Sì. No, lei mi sembra che se mi vede così, sono sposato da 35 anni sono sposato, ho un figlio di 32 e figlia di 30 anni. Abiti qui a Montebelluna? Abitavo per 5 anni a Crocetta del Montello, per 7-8 anni a Cornuda di Treviso, qua e da 6-7 anni in provincia di Padova, a Ponte San Nicola. Allo stato? È lo specchio che si è girato, non sono sicuro cosa sarebbe. Dimmi una cosa. Sono caduto da un'impalcatura nel 2004, a Savona. Ah, ho capito. A Savona. Adesso dove stai attualmente? A parte che adesso abiti qua. Hai ragione, io ti ammiro perché ridurre una persona a dover fare questo gesto, stare al freddo, quando la giustizia dovrebbe lei fare il cammino, è veramente una cosa che indegna una democrazia, veramente indegna. Bisognerebbe che oggi in tutta quanta Italia gente come te che sei stata defraudata si mettessero davanti questo pensavo anche io. Sono tanti venuti, ma doveva essere
venire, quelli che possono venire era meglio che venivano, quelli che Tutte le potevano. sedi delle banche che erano di Veneto Banca dovrebbero avere uno come te che si mette davanti. Uno, come Fiore non si fa primavera. No, ma dopo attorno a te c'è tanta gente che ti sta sostenendo, perché condividono la tua battaglia. Però se a un certo momento, invece che essere tu qua, le sedi sono migliaia in tutta Italia, capisci? E ci fossero migliaia di persone che fanno questo gesto di indignazione, Capri avrebbe un'incidenza enorme. Tacchite da me. Non capiamo tutti e due. Meglio. Meglio rimane morire in piedi. Morire in piedi che... Bravo, è meglio morire in piedi. La notizia arriva proprio, mentre si prepara il corso e i clienti televisionali davanti alla consulta. Tanti che sono sacrificati, i partigiani, i nostri nonni che hanno fatto dei sacrifici e noi non possiamo fare sacrifici di stare di qua e fare più. La clientela a condizione di non far fronte ai ristori degli azionisti, come invece è capitato per chi ha acquistato Banca Marche. Uvi Banca ha pagato anche... E invece salvano le strutture che i loro interessi, il denaro risultato. Sono gli onori, niente onori. Lo so, purtroppo. Con le da quelle si dividono il controllo. Però per l'Italia era la prima volta che capitava una cosa di questo, la prima volta, 200.000 persone. Mettiamo seduti davanti a macchina che il fotografo fa foto che domani va sul giornale. Vediamo se il mio camper non è tanto spazio da No, mangiare. Vede lì le sue possibilità. No, vai. Enrico, vediamo se fa una foto. Ah sì, sono qua. Va lì davanti. Alza un po' di spazio così si vede anche a lui. Non lasciate Qua così. Che si vede la macchina che strumentalizziamo i minori. Sempre là, Uzbekistan, Afghanistan. Era solo la Russia o cosa? Sì, sì. Adesso come è? tante cose per chi vuole Guarda che dopo la macchina glielo vivi. Siamo fotoigienici noi. Si avvicina a qualcun altro che sta meglio nella, come si chiama, nelle immagini. Io non ho mai fatto davanti a... ho capito, sì. Hai pistole, non butti bombe, non spacchi niente, vuoi solo con questo spaccare l'indignità, la poca dignità a cui ci hanno ridotto. Quindi tu sei veramente uno che sta insegnando qualcosa. Se lei dice che viene una notte a dormire insieme con me qua, vi faccio vedere tutta la, come si chiama, tutta la verità sul mio arrivo qua, sul mio arrivo e anche prima di venire qua, sul mio arrivo e sul mio comportamento. E potete chiedere, come si chiama, anche chi mi conosce se am debiti con qualcuno, se am qualcosa che ho fatto male a qualcuno in qualche modo. Adesso se mi conoscono tutti, se mi conoscono possono venire a rimproverarmi qualcosa se hanno qualcosa da rimproverarmi. O le forze o le persone private. Hai la coscienza a posto. Io non ho debiti con nessuno, se considera qualcuno può venire adesso anche quando, ma adesso è meglio che vedono tutti il cemento. Prima che il debito verso di te
sti mezzi carogne ce l'hanno col Padre Eterno, dovranno rispondere al Padre Eterno. Questi sono Capito? che non hanno Devono rispondere perché hanno rovinato le persone e il Signore ha detto qualunque cosa fate a una Lascia persona, faccio io la giudicare. Non ha detto Dio che faccia lui la giustizia. lui giudica. Gli uomini che facciano la giustizia. Bene fratello, prossima settimana vengo una serata, così ce la raccontiamo. Io se non mi, come si chiama, se non mi danno soldi domani io sono ancora qua. Non mi danno soldi domani, io sono ancora qua. Loro sanno fino a quando, loro sanno quando mi danno soldi, in quel momento vado via. Sono felice anche in gennaio non sono qua, perché Inail ha fatto un ricorso, un appello alla Corte di Venezia, Corte d'appello di Venezia, contro una sentenza del giudice di lavoro di Treviso che mi ha riconosciuto accompagnatore e Inail non è contento. Ha fatto ricorso subito contro la sentenza del giudice. Dice che sono una persona autonoma, non serve che uno ti compagna. Sono venuto qua e gli faccio auguri a quelli che non mi credono come sono. Ma dimmi una cosa, sai quanto tempo è che Dal 2004. Quindi è dal 2004 che sei così. Non sono così, ero peggio, usavo anche la carrozzina, sono stato mezzo anno disteso a letto, mangiavo così in ospedale. Un anno. Hai una pensione per invalidità? Sono venuto il contratto di lavoro in tasca dalla Romania nel 99, lavoravo sempre in regola, secondo lei mi aspettava una pensione o no? Sì, sei in regola, capo. Ma ti hanno lasciato in nero o ti hanno fregato almeno la partita? Che non ti hanno pagato i cugini? Sì, mi hanno pagato, la pensione, non sono andato per la pensione, non ha da vivere. Ha da vivere, non chiedo niente a nessuno, non ha mai chiesto. Tu sei venuto a chiedere quello che è tuo. Quello che è il mio, a chiedere, neanche non si va a chiedere, andare in banca non si prende perché se uno di noi commette un errore, lo massacra subito. perché la regola è ucciderne uno per educarne 100. Esattamente. Guarda, ti ricordi per produrre ISE, se sono, per dimostrare se sono situazioni di là ci siamo salvati per il rotto della cuffia, perché la regola del potere è sempre quella, ucciderne uno per educarne 100. Ascolta, non so vedere quella trappola, se che non solo quando chiedi un aiuto devi secondo me c'è da fare a dire una preghiera 10 milioni anche 20. Adesso che ne parla no, perché altrimenti il passato, diciamo, come si dice, la booleana, finisce tutto. Adesso è il momento di sfruttare. Adesso aspettiamo 10 minuti sul mezzogiorno per e facciamo vedere dove arriva e fare un bel padre nostro. Non solo come solidarietà ma come rispetto e venerazione di una persona che ha il coraggio di essere praticamente un vero democratico, un vero politico che cerca il bene della gente e che chiede giustizia per 200.000 persone. Io spero che in Italia vedano e lo ricopino, perché se in tutte i centrali delle banche capita questo, il governo, che adesso è praticamente in default anche lui, deve prendere conto, perché qui ci sono responsabilità ben chiare della Banca d'Italia, della Consob e di un governo che ha fatto melina, siamo arrivati alla fine di questa ricerca delle responsabilità che ci fa vergognare davanti al mondo. Lei prima diceva, ma non è quanti soldi in banca, ma i soldi che sono suoi. Io dico che probabilmente con neanche 1 miliardo riuscirebbero a dare quello che le persone hanno diritto di avere perché sono suoi. Io ho sentito tanta gente, se ci dessero il 30% siamo pronti, con neanche 1 miliardo. Quando sappiamo che i miliardi in Italia vengono buttati via e praticamente dalle lobby di amici degli amici, eccetera. Quindi io dico 1 miliardo, bisogna trovarlo i soldi indietro, c'è niente da fare. Dopo sarà lo Stato che si rivale su chi ha le responsabilità, ma lo Stato ha responsabilità dirette.
Eu gli auguro de quella che dice che non sta male di stare come sto io, di tutti i punti di vista. Quella che mi invidia gli auguro di stare come sto io e mia famiglia, di tutti i punti di vista. Non ho fatto voto, non siamo privati. Sì, no, perché ci sono. Perché io domando di questa? Se io gli metto le mani in tasca lei reagisce? Questo devi dirci. Allora, cosa devo dire? Questo, quello che ha detto adesso. L'ho già detto. Che sei venuto qui a richiedere i tuoi diritti. Io non sono, come si chiama, bravo a parlare. Se il signor Torta non si offende, lo considero, lo prego di essere il mio portavoce in questa occasione. Ciao, caro. Lei vuole giustamente i soldi. Che sono suoi. Aggiornati con interessi. Questi che me li hanno portati qua, non ha fatto conti a quello. Questi dei miei, della mia moglie, dei miei e della mia figlia, perché sono sempre i miei. Io una parte piccolina è della mia figlia quando lavorava come badante essendo studente al liceo. E non la fa qua fino a quando? Loro sanno fino a quando. Significa quando Dipende da loro. Quando avrò soldi indietro. Se è possibile che mi danno contanti e vado davanti al giudice quando saranno giudicati questi due e li metto sul tavolo del giudice e gli dico se di chiedere ai delinquenti se gli servono quelli soldi, questi 100.000 o quanti sono. Se li servono e sono contenti li do io loro. Anche se li do anche dalla, come si chiama, faccio anche altri sacrifici che li do se vedo se i loro cari, la famiglia o figli che lo hanno, se sono contenti, ma non credo che saranno contenti. Non credo. Grazie. Lo ringrazio io di cuore. No, grazie a lei. Lo ringrazio io di cuore. Ma poi io penso questo, sai, che a un certo momento almeno dessero la serenità alle persone di dire nel giro di un anno, 2, 3 ve li diamo, ma non possono lasciarli in stand by, sono 3 anni che sta gente sta soffrendo. Per me è veramente un omicidio, stanno portando via la vita alla gente, la serenità. Siamo nelle feste, vedo sta bellissima cosa, mi fa ricordare che cosa? Pace in terra agli uomini di buona volontà. Ci vorrebbe solo buona volontà per fare giustizia. Siamo in una società dei ladri in cui il ladro praticamente è fuori e l'innocente è in galera. È possibile una cosa del genere? Che vuol dignità in Italia? Abbiamo devo perso la scrivere qua dignità con interessi insieme con la aggiornati, giustizia. aspetta che non la... Ecco perché dico, hanno offeso poi la gente, hanno offerto in passato il 9%, il 15%, ma si può umiliare la gente in questa maniera? Adesso hanno messo 50 milioni, 200 milioni, 100 milioni intesa. Scrive qua con interessi aggiornati. Quando intesa ha guadagnato 3 miliardi nel giro di poche ore in questa operazione delle banche, Veneto Banca o altro. Dico, ci vorrebbe un po' di dignità, non posso io rubare 1.000 euro a uno dei diritti del 9%. Me l'hai rubato, dimmi in quanto tempo me li puoi dare, però adesso prima di tutto devi ridare i soldi a chi li hai defraudati, perché la gente è andata in banca per custodire i soldi, non per perderli. Da 4 orgogliosi prepotenti che volevano diventare Dio in terra e avevano amici degli amici che hanno sostenuto e che poi evidentemente li hanno portati al default. Non deve andare al default la gente, è le strutture che devono andare al default. Sbaglio, sorella? No, Ma io non vado a casa con le promesse come ho capito qualcosa lei. Non vado a casa con le promesse. No, potrebbero dire questo mi dice. No, non vado a casa con le promesse. Vieni domani, l'ho già promesso prima del Natale, 2 settimane prima. Qual è la situazione? L'ho chiesto un anno fa l'ho chiesto se hanno qualche pensiero. Dice aspetta, e dico, sono passato prima, 2 settimane prima del Natale, l'ho chiesto, dice che aspetta dopo il Natale, da mercoledì poi ti chiamiamo. Dico non è bisogno che mi chiamate, che mi trovate vengo qua io. davanti. E ho mantenuto la promessa e mantengo la promessa. Lo giuro. Neanche, come si chiama, vi convincete sul parco. Vuole una canzone, signora? Bene. Prego, sai la canzone di in questo mondo di ladri?
In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi. Bravo! Bravo, dottor Te. Gli eroi sono quelli che sono stati nelle trincee, quelli sono eroi. Noi siamo... Ah beh, sì. Quelli sono stati eroi, che hanno dato la vita per noi, per stare qua al sole, praticamente a chiacchierare, che questi non sentono niente. Quelli sono stati eroi, altri che sono sacrificati, proprio sacrificati. Noi stiamo qua per divertimento e siamo, come si chiama? È un divertimento. Io sto per avere quello che è il mio. Ma quelli sono stati eroi, quelli devono essere rispettati e ricordati. Molte persone. Tu invece sei uno che dice mi devono dare tutto quello che... Se quella che accetta il 30% ha i suoi motivi, o sono arrivati in qualche eredità, o ha vinto alla lotto, ma io sudato anche sei sangue, ha ragione. Né 10 né 99%, voglio come scritto qua con interessi aggiornati. Anche perché la banca gli interessi li vuole. La banca gli interessi li vuole. Io sono venuto un anno fa per fare un mutuo di 100.000 euro, un anno fa. Chiedete alla ex direttore. Quanti che vuole di interessi? Anche il mio consulente potete chiederlo. Se per fare un mutuo di 100.000 euro perché volevo comprare casa al figlio. E ha portato tutte le carte delle banche sono già qua. Sì. E dice per avere 100.000 euro devo garantire 2-3 volte la somma. No? 300.000 euro di garanzie. E dico allora lasciamo senza garanzie. Dice non è possibile. Non è allora possibile. vi saluto. Hai capito? Dico, sapete che quelli 100.000 euro che mi chiedono prestito non vi ne darò, tenendo conto di quelli 100.000. Erano come si chiama? Erano già come si chiama meno di quanto mi aspetto. Certo. Non sapevo. Per considerare i danni morali che ci hanno fatto. Quanto devo chiedere alla notte per dormire nel macchina? Quanto devo chiedere? Bravo. Venite qua. Manca altri? Dai, anche se non siete fedeli, dai. Aspetta, venite, se vuole anche il commento. Venite. Dire il Padre Nostro non è dire soltanto una parola o una preghiera, è un impegno. Dire a un certo momento venga il tuo regno, vuol dire Signore fa che fra uomini rimaniamo uomini umani che amano la giustizia, la pace e quindi sia fatta la tua volontà. La volontà di Dio è che ognuno possa vivere serenamente in questo mondo e Cristo è morto, Lui è ortodosso, io sono cattolico ma siamo tutti due dei cristiani, per cui siamo uniti, va bene? Tutti chiediamo che la volontà di Dio gli uomini imparino a farla, non la volontà della cattiveria, del Dio denaro, del fregamento del prossimo. E allora diciamolo questo Padre nostro col cuore, come un impegno che finché i defraudati non riceveranno quello che è loro stato tolto, noi non smetteremo di indignarci, perché siamo dei veri democratici e vogliamo il bene dell'uomo prima delle strutture. Dobbiamo stare vigili anche dopo che abbiamo quello che abbiamo. Dobbiamo stare vigili se non si spende la luce e la speranza. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Abbiamo detto rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vogliono che Dio rimetta loro i debiti. Va bene, cominciano a darvi a voi i soldi, che siete debitori. A parte che i soldi sono... Bravi!
siamo? Grazie, tornato. Due volte perché mi sono ateo. Convertiti ora che le No, mai. Convertiti. E rintraccia 8-10 persone qua nella zona di Montebelluna che costituiscono il gruppo organizzato per intervenirsi di far servire qualcuno. Va bene, adesso dai, vediamo un pochino. Chi che ti conosce la gente qua in Montebelluna? Bisogna... Io sono uno. Ecco, Dopo 3 Walter e 4 Momi del Montebelluna. Chi è lo del Montebelluna? Alzi la mano. cosa? Ecco, allora, qui da Montebelluna per cortesia, se troviamo un attimo là sull'angolo. Buongiorno, come va? Insomma. L'abbiamo sempre in forma? Sì, magari. Claudio, dove lo andate? Lo passo qua. Claudio! Arriva. Grazie fratello. Andiamo avanti. Se così sentendo arrivare dalla banca di Alianze qua c'è qualcosa ma non vado via così piano. Dopo al palazzo del presidente, dopo le bancarelle, sono fuori le mie cose qua. Dico, queste non sono vendita per nessuno di qua, sono un regalo per questi, come si chiama qua, per questi banchieri. Come loro sono abituati a prendere tutto un regalo, gli regalo anche le stampelle, i pannoloni, i cateteri, anche da mangiare, e mangio insieme con loro, anche se sembra che, come si chiama? Questa è la tavola. Era la bancarella di mercoledì. E mangio insieme con loro, non è roba avvelenata, io lo mangio questo. Ho vissuto anche, come si chiama? Piano, duro Sì, qua, non cadere per carità di Dio. Posso vivere anche con un anno, posso vivere così, ma non lo so se loro senza lusso possono vivere senza lusso. Sono abituati loro come i signori. Mentre tu sei qui, i responsabili sono in giro per il mondo In paesi delle meraviglie. a ballare, a mangiarsi milioni e sono belli come il sole. Purtroppo hanno la minima coscienza di sentirsi dei ladri. Ma hanno la coscienza, non lo hanno. L'hanno venduta. Hanno venduto come Giuda. Come Giuda. Come Giuda. Hanno venduto la coscienza. E minimo si sono lavati le mani come Pilato. Lascia che l'innocente vada a remengo, l'importante è che stiamo in pieni altri. Fratello, ci vediamo. Lo auguro tutto bene del mondo. Hai bisogno di qualcosa? Sì, dei soldi, dico. Sì, no, ma tu adesso hai bisogno di qualcosa. Sei forte. Rimani così. Prego Dio che mi dà ancora, ma non molo. No, non ammalarti. Ma tranquillo che sono immortale. Siamo tutti immortali. Anche il corpo immortale. Ciao caro. Ma di che cosa? La Chiesa Chiar ai dreptul. questa di fare qualcosa. Vedi, sul piano dei principi hanno condannato, ci vorrebbe poi sul piano della presenza. E lì c'è un passo che bisogna fare. Anche il filosofo di come mai a dare un supporto, ad aiutare i più deboli, ad aiutare una persona così Forse non hanno il peso della gravità di questo momento, cioè non riescono a capire che dietro questo problema c'è un'ingiustizia gigantesca. Sono dentro una realtà che a un certo momento non riesce a capire le situazioni. Perché sono bravi i preti, io conosco quelli di Venezia, sono bravi, ma anche loro non riescono a capire lo spessore di questo default che c'è stato, questa indegna realtà. No, ma il Papa l'ha detto, anche il Patriarca l'ha detto, che bisognerebbe che a un certo momento anche loro non si può dare. Ma io sono andata da lui e ho appunto chiesto a lui di scendere in piazza insieme a noi. Di Mi ha detto non vorrei se Cristo avesse agito così, va bene, il mondo non avrebbe avuto il Vangelo e a un certo momento la capacità di capire che la civiltà dell'uomo deve andare contro i poteri che schiacciano l'uomo.
E non si può stare a fare discorsi. Io ti dici, bravo, questo è veramente un uomo alla gandiana, un uomo che dice non mi muovo se non mi danno il mio soldo. Può chiamare il Vacciani che la cercava? Poi quando vuole glielo chiamo io? No. O lo chiamo dopo? No, vuol parlare con lei. Vuol parlare con lei. Io parlerei sempre con lei. Sì, però vuol parlare con lei prima. Glielo chiamo? Capito? E il Signore bisogna che abbia misericordia anche verso i preti, verso i vescovi e forse anche verso i papi, anche se oggi Papa Francesco è un'eccezione. Sta lottando con tutte le sue forze per una curia diversa, per un mondo diverso. I preti purtroppo, bisogna chiedere scusa a Cristo, Lui ha dato la vita per noi, talvolta non diamo la vita per noi. Carissimo, ciao! Il principio ognuno è suo, è sacro nel nostro diritto, nella nostra società. Questo resta ancora. Sì, no, lì le basi della guerra civile, quando che ti polciori un altro perché lei è più ricco, senza una regola, lì è come seminare la guerra civile. Sì, però, o la prepotenza. A mio avviso proprio che ti dice questo, ho sentito oggi in giro che stanno, cioè, io sottolineo questo, e ti che spieghi giuridicamente cosa poi che sta smobilitando un uomo che può ritornare anche domandato per su, fa qualcosa. I politici dice fuori perché la foto corrente, ma i soldi che eravamo tutta la vita non può conoscere vita, se no va su adesso pare il parente perché era un foto corrente nel solito, cosa vuol dire? Ma manco tutto caldo perché era un foto corrente che era i soldi, cosa vuol dire? Ma non importa niente, ma anche se un euro, non importa. Ma anche se fosse un euro a lui che è miliardario perché lavora al Gazzettino, è suo. Nessun coltorio. Uno dopo lui può mangiarsi o regalarlo. Ma decide lui del suo patrimonio. Certo. Non può essere lo Stato che si sostituisce alla volontà della persona sul patrimonio. Sino a quando verso la barbarie, allora chi che critichea gli stati comunisti, chi che critichea le dittature del comunismo, ma l'ha sorpassata molto perché nella dittatura del comunismo almeno tutti gli erano uguali. Qua invece viene scelto a spot, a tutti cioè a tutti gli altri e a tutti trasferisce. Sì, che c'è i principi di democrazia che stanno veramente minando, questo è il problema. E dove sta? Come sta? Te dai in anteprima che dopo l'altro che lo dai a Don Enrico, quello che noi altri distribuiremo a Venezia la prossima settimana. Ed è uno spot che questo ti permetterà di fare altri 500.000 euro dal Gazzettino. Questo noi altri lo distribuiamo in 4 lingue a Venezia la prossima settimana. Dove che proprio succintamente, perché è un volantino, si tende a porre l'accento proprio sulle regole di convivenza che è alla base di una società pacifica. Esatto. Noi altri non vogliamo andare verso lo scontro sociale, noi altri vogliamo vivere in una società pacifica dove che pace e concordia regni, perché mi piace vivere bene. Non siamo né guerrieri né rivoluzionari. E chiediamo soprattutto, prima di tutto, serenità. Perché se ne invadono ciò, e tanti dicono, ma perché non lo facevo altri? Lui è nella condizione che come invalido, come straniero, per le regole politicamente corretto, gli è tutti pieni di attenzione. Se là davanti che fosse mime varia già arrestarsi, perché i colpisse i risparmiatori, colpisse l'organizzazione, e che massacra uno per educarne 100. Certo. Eccolo qua, fratello. Zucchero e guava. Grazie. Non cade. C'è qua? Presidentissimo.